Buonasera a tutti, mi fa piacere così aprire questa serata con tutti voi proprio al termine di un cammino che ci ha visto assieme per 3 mesi. Siamo partiti nel mese di febbraio, come ricordate, in questo, diciamo, questo percorso che ha visto un binomio assolutamente vincente tra Healthy Living ed Health Chef, proprio un binomio che ci ha consentito così di apprezzare cosa vuol dire avere una alimentazione equilibrata. Mi fa piacere anche condividere con tutti voi un aspetto molto particolare. Non so se vi ricordate, ma a febbraio, quando siamo partiti con questo cammino, con questo viaggio tutti assieme, abbiamo aperto appunto questo percorso con la chiusura dei ristoranti. E adesso ci troviamo a chiudere il nostro percorso con l'apertura dei ristoranti. E direi che questo sicuramente sono certo che sia di assoluto buon auspicio per tutti i nostri amici ristoratori, per le nostre cantine vitivinicole che tanto hanno sofferto in questo periodo. Ecco, quindi proprio questo percorso, questi appunti di viaggio che ci vedono così insieme, direi che nasce veramente sotto il migliore degli auspici. Ma poi quello che è anche importante, io voglio ringraziare il professor Gerosa che ha avuto assieme agli altri amici di questo viaggio così questa intuizione, questo modo di operare e di divulgare diciamo, quello che era un concetto di alimentazione equilibrata. E assieme a lui, al quale poi darò la parola, il professor Giovanni Laezza del Museo della città di Rovereto, e poi il professor Renato Benintendi, che sempre ci ha accompagnato in questo cammino. Ecco, direi proprio grazie a queste persone e a tutti coloro che hanno nei 12 incontri così animato le nostre serate, io direi che va dato un doveroso ringraziamento. Poi così mi fa piacere anche sottolineare un altro aspetto. Health Chef ed Healthy Living assieme sono partiti da Padova, sono passati per il Veneto, sono diventati, diciamo, attraverso la presenza di chef e vinaioli e medici, veramente a livello italiano. Però con il mese prossimo, in occasione della festa della Repubblica, avremo anche che Health Chef sbarca all'estero. In modo particolare cominciamo con 2 tappe, una in Russia e una in Germania, proprio per promuovere questo concetto che abbiamo sviluppato in questi 12 incontri, quindi quello di un'alimentazione sana. Ma soprattutto diventa anche un momento molto importante per promuovere il prodotto originale italiano. Perché se è vero che Health Chef è un concetto, diciamo, è un'espressione, è un modo di vivere e di alimentarsi in maniera equilibrata, è altrettanto vero che bisogna avere anche prodotti di qualità. E sicuramente i prodotti enogastronomici italiani sono prodotti di qualità. Ed in più queste occasioni aiutano i nostri imprenditori ad evitare il problema del fenomeno dell'Italian sounding, e cioè tutti quei prodotti che vengono copiati, ma ovviamente tipo il Parmesan, che non sono certamente italiani. Ecco, fa piacere quindi pensare che questo percorso che ci ha visti tutti uniti per portare avanti un messaggio positivo è un messaggio che sbarca e che va oltre i confini nazionali per arrivare anche in paesi esteri. Ecco, proprio con questi auspici, ma proprio anche riprendendo il concetto che questo percorso si conclude con l'apertura dei ristoranti, io direi che veramente è un messaggio assolutamente positivo, che va portato avanti, è un messaggio che ha visto anche poi questo connubio, questa interdisciplinarietà tra medici, chef e produttori di vino. Ecco, questo trittico che ci ha consentito veramente di vedere secondo diversi aspetti quello che può essere la nostra sana alimentazione. Ecco, io con questo rinnovo il ringraziamento agli attori, a tutti gli chef, a tutti i medici, a tutti gli imprenditori del settore vitivinicolo che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, al successo di questi incontri, e ovviamente sono certo che questo sarà un primo ciclo di incontri al quale ne seguiranno degli altri e per fare ulteriori approfondimenti. A questo punto, ecco, io darei la parola al professor Giovanni Laezza, che è presidente del Museo della città di Rovereto, che, come dicevo all'inizio, siamo partiti assieme 12 incontri fa e siamo arrivati al termine, direi, con soddisfazione per tutti noi. E quindi a lei la parola, professor Laezza. Grazie dell'introduzione al dottor Conzato. Si chiude questo circuito che ci ha visti in apertura a febbraio, e anch'io devo fare una constatazione.
nel senso che oltre ai ristoranti finalmente anche i musei hanno riaperto. In particolare noi abbiamo riaperto ieri, 4 maggio, la settimana scorsa, scusate, 4 maggio, e la sensazione che accomuna i ristoranti e i musei, vista la grande affluenza di persone in entrambi, la sensazione era proprio che ce n'era un gran bisogno di tornare a fare delle cose che sono rientranti un po' nella nostra normalità. Il bisogno di musei è un bisogno che va oltre anche le tariffe, perché che i musei siano gratuiti o che siano a pagamento, la gente li ha presi d'assalto praticamente tutti quelli che sono riusciti ad aprire. Noi adesso stiamo concludendo il lavoro di preparazione di una novità veramente curiosa, molto interessante, che è una nuova mostra sulla sulla mobilità floreale. Cosa significa? Significa che abbiamo scoperto, la nostra area botanica ha scoperto che alcune specie floreali si muovono attraverso i mezzi di trasporto dell'uomo. Cerco di essere più preciso. La scoperta nasce dal fatto, per esempio, che lungo il corso della ferrovia, in particolare quella che ci collega al Brennero, ma anche oltre, verso nord, quindi la Verona-Brennero, ci sono delle specie floreali che sono soltanto lì e che sono originarie di paesi lontani. Il che significa quindi che il treno veicola sementi che poi danno vita a specie floreali, e è stato interessante, curioso indagare quali di queste specie sono collocate lungo le ferrovie, quando si sono insediate, eccetera, eccetera. Tutta un'altra serie di informazioni che ci hanno permesso di aprire una nuova tipologia nella botanica, che è la flora ferroviaria. E quindi questa è la mostra che apriremo a giugno. Mentre è ancora in corso un'altra mostra, si chiama Immagini della città, sull'archivio fotografico della città di Rovereto, che era in nostro possesso. Queste sono le iniziative che abbiamo preparato per la riapertura. Io concludo ringraziando ovviamente il professor Gerosa, che è l'ideatore di questa iniziativa e anche l'ispiratore del coinvolgimento del Museo Civico di Rovereto in questa iniziativa stessa. Ringrazio anche Renato Benintendi, Franco Volpato, che oggi sono presenti, e spero anch'io che l'anno prossimo ci sia una riedizione di questa iniziativa. Noi saremo eventualmente, se fossimo prescelti, saremmo ancora molto lieti di poterlo ospitare. Quindi grazie ai promotori e molto volentieri passo la parola al professor Renato Benintendi. Ok, allora buonasera, condivido lo schermo. Allora, buonasera a tutti. Dovreste vedere la prima slide, ecco, la prima slide della discussione che questa sera chiuderà appunto l'iniziativa. Abbiamo iniziato a maggio, abbiamo parlato, a febbraio, essenzialmente del ruolo storico-culturale, teologico e anche metafisico, in realtà, del cibo attraverso il mondo antico. In particolare abbiamo essenzialmente parlato degli egizi, siamo partiti dagli egizi, abbiamo visto che per gli egizi la catena alimentare appunto aveva in realtà significati, ha avuto sempre significati precipuamente
teogonici e funerari, quindi gli egiziani hanno avuto essenzialmente questo tipo di tendenza. Abbiamo visto come l'enorme sviluppo del pensiero greco aveva in realtà assunto il cibo con un ruolo che era un ruolo profondamente dal significato profondamente individuale, nella prospettiva fantastica del mito. E si preparava quindi la cosiddetta Grecia capta di Orazio, ossia un mondo che in qualche modo avrebbe diffuso i suoi valori culturali, filosofici anche altrove, persino a Roma. Roma era stata poi, abbiamo visto, la piattaforma di sbarco di un cibo che diventava essenzialmente significato sociale, significato evidentemente legato a quelli che erano evidentemente i motivi di rivendicazione politica, di status symbol, fino poi a replicare quelli che erano stati i significati mitologici della impostazione greca nella confluenza ellenistica. Era stato questo il breve excursus che avevamo iniziato a fare a suo tempo. Questa sera concludiamo anche proprio facendo una sorta di percorso che ci porta fino teleologicamente, scatologicamente alla fine dell'esistenza fisica dell'uomo, parlando della realtà conviviale nel mondo greco-romano e del significato che il cibo, tutto ciò che è connesso ai prodotti dell'agricoltura, della terra, ha avuto nel cosiddetto afterlife del mondo greco-romano. Va detto che la valenza, il significato che il cibo ha avuto, i prodotti della terra e dell'agricoltura hanno avuto nel mondo greco, non hanno semplicemente corrisposto al significato e alla valenza che ipoteticamente si può evidentemente assegnare al cibo. È stato qualcosa di estremamente più profondo. E per fare questo ha lo scopo probabilmente di dare una maggiore rilevanza, una maggiore pregnanza, anche tutto sommato un significato più reale a quello che è stato il valore dei prodotti alimentari, del vino, nel mondo antico. Abbiamo pensato di svolgere un percorso immaginario, di raccontare una storia essenzialmente, una storia vera, una storia vera che diventa anche storia probabile. E quindi siamo a Paestum, il nostro zooming nasce a Paestum. Come sapete Paestum, insieme con Agrigento probabilmente, i due siti dove il mondo greco ha lasciato le tracce più profonde della sua grandezza. Paestum cittadina a circa 120 km da Napoli, siamo nella cintura che essenzialmente divide la Campania dalla Basilicata. Paestum ancora presenta lusinghe incredibili di quella che è stata la magnificenza greca del VI e del V secolo a.C. Per chi c'è stato, per chi ci andrà, sarà possibile ancora trovare intatti i principali templi. Ce ne sono diversi, i principali sono quelli che vedete. Il cosiddetto tempio di Era I e di Era II, era la greca Giunone, che hanno resistito a 2500 anni. Un breve richiamo su quella che è stata la storia di Paestum, questa cittadina con nomi variabili. C'è stato appunto un nome iniziale, un nome greco, Paistos, Poseidonia sostanzialmente, a rimarcare evidentemente il valore di ispirazione che la città ha avuto rispetto a Nettuno. Diventò poi appunto Paestum in epoca romana. Fu fondata nel VII secolo a.C. dai Sibariti. Vediamo una traccia di ciò che resta nell'antica Sibari. Con il nome greco di Posidonia subì dal punto di vista sincretico profondi influssi greci ed etruschi. Questo avvenne essenzialmente nel VI secolo, e questa è la prospettiva di una delle tante vedutistiche pestane che hanno poi nel XVIII secolo in qualche modo riproposto il significato di questa città dimenticata. Siamo nel 480, in un giorno qualunque, quindi in un'epoca eventualmente contrassegnata dalla grecità del luogo. Vediamo i templi nella loro magnificenza originaria, i templi policromi, dove appunto il rosso, il celeste, l'azzurro, i fuochi fanno mostra di sé. E in questa immagine possiamo immaginare quella che era la vita di questa
città fantastica. Per certi versi possiamo paragonare, con un po' di fantasia probabilmente, possiamo equiparare Paestum, città greca, a Pompei, città romana, con un po' probabilmente di fantasia, ma vediamo una città comunque ricca, una città che aveva subito influssi da sud, influssi anche greci, e quindi viveva in una condizione di grande ricchezza culturale, filosofica, sociale e di costume. Qui siamo nel 480. In un giorno qualunque del 480 sappiamo che un giovane che apparteneva certamente all'aristocrazia pestana muore, e come era costume a quel tempo gli vengono tributati gli onori funebri che appunto spettavano ai personaggi del suo censo. Sostanzialmente parenti, amici e persone deputate, persone anche prezzolate, vengono reclutate perché i riti funebri possano essere officiati nel modo appunto che conveniva, che si appunto insomma si addiceva ad un personaggio del lignaggio del nostro ipotetico defunto, e quindi sostanzialmente si iniziava secondo la consuetudine dell'epoca, appunto, e questa consuetudine, che è una consuetudine probabilmente già esiodea, quindi parliamo del VII secolo, ma una consuetudine che naturalmente viene poi in qualche modo celebrata dal punto di vista poetico, diciamo nell'Odissea e nell'Iliade, vengono sacrificati animali alle divinità ctonie, le cosiddette ctonie greche. Le divinità ctonie erano le divinità inferiche, cioè le divinità sostanzialmente del sottosuolo. Vediamo ad esempio da parte destra della slide una delle magnifiche opere del Bernini, dove sono raffigurate Plutone e Proserpina, due tra le divinità ctonie più importanti. Proserpina, ricordiamo che, e questo è importante per quello che diremo in relazione al cibo, Proserpina divenne, anzi fu in effetti Persefone nel mondo greco. Tra le divinità ctonie importanti ci fu Demetra. Demetra è, naturalmente, lo abbiamo visto il 10 febbraio, è una importantissima dea, in quanto ad essa sostanzialmente si riferirono i misteri eleusini, che come sappiamo in realtà hanno ispirato, hanno evidentemente influenzato tutta la cultura greca e molto più della cultura greca, e quindi Demetra era un'importantissima divinità ctonia. Nelle cerimonie funebri si facevano le cosiddette libagioni. La libagione, che evidentemente ha raggiunto i nostri anni, i nostri decenni, con il solo significato dell'utilizzo di bevande a scopo ludico, a scopo anche di altro tipo, erano in realtà delle cerimonie che prevedevano essenzialmente lo sversamento di liquidi rituali in onore degli dei. È importante far caso alla immagine che vediamo sulla sinistra, nella quale è rappresentato Apollo con la lira, che appunto è impegnato in una libagione. Apollo, l'ira e la libagione sono una triade, per così dire, una triade filosofica importante per quello che sarà il percorso della storia immaginaria che stiamo cercando di seguire in relazione al nostro giovane desunto pestano. È importante ricordare che poi appunto la libagione utilizzava gli alimenti più ricchi e più frequenti del mondo greco, quindi ovviamente il vino, ma anche evidentemente sangue animale che veniva appunto sversato in luoghi specifici durante i riti funebri, l'acqua, e il latte, soprattutto il miele, l'olio di oliva e la farina. Ciascuno di questi alimenti aveva un significato filosofico, per così dire, ctonio, quindi legato evidentemente alle divinità inferiche, molto preciso. In greco libagione è spondee, oppure più pertinentemente nell'afterlife greco è coe, mentre è interessante verificare come il latino in realtà coniò la parola libazio, alla quale poi è seguita la parola italiana libagione, che deriva in realtà dal verbo leibo, che significa verso scorro.
Il sacerdote, ma anche poi evidentemente chi officiava i riti funebri e quindi anche chi semplicemente ai riti funebri partecipava o si ispirava, sversava, quindi officiava, eseguiva la libagione nel cosiddetto botros, che era poi in realtà una fossa nella quale appunto venivano riversati prodotti dell'agricoltura prevalentemente, ma non di rado anche i resti di quelli che erano i sacrifici. Vediamo nella diapositiva il botros di Pestum, la fossa di Pestum, ancora visibile per chi riuscisse o è già stato evidentemente nella zona di Pestum presso il Tempio di Era. Allora, la funzione come dire, di restituzione dei significati dei prodotti della terra, del cibo, dei prodotti alimentari, che in effetti noi abbiamo ricavato dal punto di vista della valutazione dello studio del mondo greco, ce la fornisce il solito Omero. Vediamo che appunto Omero nel 10° libro, insomma, come l'impareggiabile sceneggiato degli anni 60, per chi lo ricorda, di Rossi, dove appunto Bekinfemiu e Mariluto lo rappresentano essenzialmente, impersonano essenzialmente Ulisse e appunto Circe, e proprio Circe che avvisa prima di accomiatarsi da Ulisse che appunto lui avrebbe dovuto appunto scendere all'Ade, quindi andare verso gli inferi. Nomina Pluto e Proserpina, li abbiamo visti prima nell'opera del Bernini, e qui avrebbe poi incontrato Tiresia, l'indovino, cui sol die Proserpina tutto portar tra i morti il senno antico. Questo è un antico adagio dell'epica greco-romana che in qualche modo raggiunse anche Dante per certi versi, ma diciamo il destino, il tu regere populos romane mementum et iberunt artes pacisque imponere morem parcere subiectis et debellare superbus, cioè la funzione di Roma che venne parimenti consegnata nell'Ade ad Enea. E quindi Ulisse evidentemente esegue perfettamente quello che era la prescrizione di Tiresia, e vediamo come appunto per poter fare in modo che le ombre dell'Ade lo potessero raggiungere, quindi che Tiresia potesse appunto vaticinargli il futuro, vediamo che appunto lui utilizza un botros, quindi vediamo che una sorta di piccola fossa dove appunto scava o prode tu stesso e mel con vino, vin puro, bianche farine, pecora bruna ed un monton. In questo modo l'eroe greco riesce ad attirare le ombre, incontra la madre, incontra in maniera disperata, angosciata ed emozionante la madre, ma arriva anche Tiresia. E ricordiamo che peraltro il sale, quindi als, alos, è l'origine greca, da cui alogeno, per chi ha fatto studi di chimica, in sostanza è la sineddoche di Tiresia che gli dice: tu poi tornerai a Iteca, ma poi andrai via di nuovo fino a quando incontrerai un popolo che non conosce il sale, e lì la tua vita in qualche modo si compirà. Anche l'Iliade è ricca di riferimenti a quella che era chiaramente la libagione con elementi del cibo. Qui vediamo appunto Achille che piange disperato sul corpo morto di Patroclo, e in realtà Achille invoca lo spirito di Patroclo, e lo spirito di Patroclo viene invocato utilizzando ancora cipolle, il miele e la farina di orzo. Molto interessante per i vignaioli, insomma, che hanno partecipato, insomma, è il vino di Pramno. Il vino di Pramno è un vino estremamente diciamo pregiato di epoca greca, e vediamo come c'è sempre poi però anche la aspersione di formaggio di capra e soprattutto farina bianca, non a caso. Il vino di Pramno, abbiamo detto, vino di altissima qualità, e lo stesso poi Omero ripete: per loro mescolò formaggio e farina d'orzo, miele giallo, ancora una volta il miele e il vino di Pramno. È interessante ricordare come il cosiddetto riuton, che deriva dal verbo reo, cioè scorrere, era in realtà una coppa che aveva normalmente una forma tipicamente di testa di animale, e veniva usata per le libagioni, ma anche per bere vino ed acqua. Ne vediamo due: testa di cavallo e testa di cervo.
Molto interessante dal punto di vista del significato filosofico che ebbe in epoca greca è il miele. Allora, il miele viene sempre citato, nominato all'interno di quelli che sono i componimenti poetici, di quelli che sono i riporti anche degli storici greci. In particolare il colore bianco da un lato e il cosiddetto melicraton dall'altro, che era appunto una miscela di latte bianco e di miele. Questa miscela era considerata apotropaica, quindi era considerata propiziatoria, offerta alla divinità Ctonia, quindi sempre alla divinità inferica, durante le libagioni. Il Erwin Rohde, il più grande studioso tedesco, siamo in un'epoca in cui sappiamo come dobbiamo ai tedeschi l'inizio della scoperta del mondo greco, dopo che il Medioevo era stato sufficientemente avaro di quella che era stata l'interpretazione e la considerazione del mondo greco. Fu essenzialmente il monachesimo è stato un periodo che ha restituito i manoscritti latini, molto meno. Dante non conosceva il greco, quindi grazie ai tedeschi noi abbiamo recuperato dalla fine del neoclassicismo in poi la conoscenza del mondo greco. Vediamo che appunto la farina è interpretabile, questo è molto interessante, come l'elemento terra. Perché c'è sempre la farina nelle celebrazioni alle divinità ctonie, durante appunto gli atti propiziatori dei sacerdoti? Perché la farina incarna i cicli delle stagioni, quindi è interpretabile come l'elemento terra, in essa si cela il ciclo delle stagioni e con esso quello della vita, quindi la semina, il raccolto, la trebbiatura. Vediamo che valenza profondissima hanno i prodotti, i cibi presso il popolo greco, e probabilmente il motivo per cui il sacerdote o anche lo stesso Ulisse all'interno della fossa sversa la farina è perché probabilmente il defunto attraverso la farina recupera il rimpianto della vita, una cosa meravigliosa. Il melicraton era offerta appunto ed è considerato da Erwin Rohde il cosiddetto bath of the dead, cioè il bagno dei morti. Qui vediamo, è molto interessante, a Pestum, il sacello ipogeico, che è ancora visibile, vaso in bronzo contenente miele. Il miele fu rinvenuto 2500 anni dopo, circa, forse 2000, qualcosina in meno, intatto, grazie al sigillo in cera. In ogni celebrazione inferica del mondo greco in generale, del mondo appunto, insomma, della Magna Grecia, troviamo sempre il miele. Passiamo all'olivo, altro prodotto sicuramente dell'eccellenza italiana, l'olio d'oliva. Io vivo in Inghilterra e sono sempre orfano nelle mense che per motivi professionali mi tocca in sorte frequentare. L'olio d'oliva è unus ex multis nella migliore delle ipotesi. Noi abbiamo invece dell'olio d'oliva, noi greci e in parte gli spagnoli, abbiamo evidentemente invece l'orgoglio di questo prodotto della terra fantastico. L'olivo era considerato un albero sacro agli dei ctonici. È molto importante. Ecco il motivo per cui l'olio è un altro elemento che veniva sversato all'interno del botros. Nel culto funerario pitagorico, in particolare, il defunto veniva poggiato su foglie di olive, ci dice appunto Erwin Rohde. Il vino. Abbiamo sottolineato, speriamo con qualche capacità di aver trasmesso un messaggio importante, questo fantastico binomio oinops pontos, cioè il mare, colore del vino. Perché il mare, colore del vino? E perché è così importante? In particolare ci dice appunto insomma la poesia greca. Sul mare, colore del vino, Dioniso ha condotto quanto di buono c'è per gli uomini, da là con la sua nera nave, e vediamo appunto una ceramica dove appunto si vede una nave con sopra un personaggio steso e attorno dei delfini. Abbiamo detto la volta scorsa, lo ripetiamo velocemente, che è probabile che il bianco della farina, il rosso del vino e la pecora bruna delle sacrificazioni, dei sacrifici greci, avevano in nous il significato che durante l'alchimia medievale, ma direi quindi Paracelso, ma arriviamo fino a Newton, e poi last but not least fino a Jung, non dimentichiamolo. Jung ha sdoganato scientificamente l'alchimia, le fasi
questi colori, correlate probabilmente a quelli che erano appunto gli elementi che noi abbiamo citato all'interno del mondo greco-egizio, ricalcano in realtà le fasi della grande opera. Quindi la morte, il bianco, e poi la rinascita, quindi nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. In particolare, le carni venivano consumate durante il banchetto funebre che si chiamava peridepnon, e del sangue veniva cosparsa o circondata la salma del nostro amico giovane Pestano durante la cosiddetta protesis, cioè l'esposizione. In epoca romana il banchetto funebre fu conservato e corrispose identicamente al cosiddetto silicernium, termine latino che pare derivi da appunto sileo in cena, cioè taccio durante la cena in onore e per rispetto verso il defunto. Dopo 9 giorni dal giorno della morte, la cosiddetta cena novendialis chiudeva il lutto e appunto rimandava i parenti e gli amici verso la vita di tutti i giorni. La cena feralis invece avveniva durante la parentalia, cioè la ricorrenza dedicata ai mani e ai lari, agli antenati, le offerte alimentari e libagioni che si portavano sulla tomba del defunto nel mese di febbraio. Il nostro amico Pestano, abbiamo visto, appunto è morto, qui vediamo un immaginario momento in cui la famiglia lo ha condotto nella necropoli a sud della piana di Paestum e si decide di conservarne le spoglie, di non bruciarle come avveniva alternativamente, per poi mescolarne le ceneri con il vino, altra consuetudine del mondo funerario greco. Quindi il nostro giovane Pestano fu tumulato al tramonto di un giorno di circa 2500 anni fa, e notte il giovane appunto è stato riposto in una delle tombe nella parte sud, nella necropoli sud di Paestum. Nel IV secolo a Paestum Paestum divenne un centro greco colto e opulento, in cui gli influssi pitagorici influenzarono la pittura tombale e l'artigianato ceramico. Vediamo Vasellame, ci furono 2 grandi pittori, uno di questi fu Piton. Siamo nel IV secolo, il carattere greco della città ha avuto il sopravvento. Andiamo avanti nel tempo, tempus fugit per loro, ma fugit anche per noi. Paestum diviene lucana nel 410 e romana nel 273 a.C. Siamo qui intorno all'anno primo secolo d.C. Virgilio parla di biferi rosaria pesti per motivi sufficientemente sconosciuti. Mi piace pensare che ci sia lo zampino di Iside. La rosa era nel cerimoniale appunto delle manifestazioni religiose isidee. La rosa era, ricordiamo Apuleio, e improvvisamente la rosa di Paestum diventa in epoca romana uno dei prodotti della coltivazione della terra più importante, insomma. I Pestani lasciarono l'antica Posidonia e fuggirono. Per sfuggire alla malaria e ai pirati si portarono sui monti. Stiamo parlando appunto dei secoli d.C. Il parco archeologico, cosa abbastanza singolare, attraversò pressoché indenne il Medioevo e il Rinascimento. Fu protetta dalle paludi dai giganteschi rovi che lo avvolsero fino al 1752, allorché, grazie a Carlo III di Borbone, se ne scoprì la intatta bellezza. Sono molto contento che questo sia avvenuto. Non sono sicuro se non ci fossero stati i rovi e la malaria, che appunto avremmo oggi potuto poi ancora beneficiare della fantastica vista dei templi. E qui Goethe. Il rapporto tra Goethe, allora, non dimentichiamo che Gabriel Zuchtriegel, che oggi è stato promosso non senza polemiche, ma l'Italia è la terra delle polemiche, absit iuria verbis, vivo in Inghilterra dove occorrerebbe probabilmente un po' di polemiche che non si fanno, in Italia ne facciamo qualcuna in più e magari qualcuna in meno dovrebbe essere fatta. Quindi Goethe, insomma, il rapporto tra Paestum, tra il mondo greco e anche Paestum e la Germania fu un rapporto molto stretto. Paestum entrò all'interno, fu collocata all'interno del Grand Tour, ossia di quel viaggio attraverso la cultura italiana, da nord a sud fino alla Sicilia, che ogni uomo di cultura europeo doveva
svolgere affinché il suo bagaglio culturale si completasse. E leggiamo questa frase che dà sicuramente i brividi. Finalmente incerti se camminavamo su rocce o su macerie, potemmo riconoscere alcuni massi oblunghi e squadrati che avevamo già notato da distante come templi sopravvissuti e memorie di una città una volta magnifica. Siamo nel 1787, sono passati pochi decenni da che i rovi sono stati rimossi dalle rovine pestane, e quindi c'è ancora questo dubbio, questa mancanza di consapevolezza da parte dell'ultimo gigante che ha camminato sulla terra, come credo che Eliot abbia chiamato Goethe, di questa città meravigliosa che vediamo Giovan Battista Piranesi, grandissimo architetto, non poté fare a meno di amare. E la cosa interessante è che vediamo in queste due slide le bufale, e significa che già da allora la mozzarella, quindi altro prodotto, altro singolare momento della cintura storia e appunto gastronomia, si cominciò già all'epoca, insomma, appunto evidentemente preparare la mozzarella, e Piranesi rappresentò appunto le bufale che liberamente pascolavano nei templi. E qui vediamo il Tempio di Nettuno, nacque una magnifica vedutista pestana. Qui siamo nel 1943 e sono molto belle queste due fotografie. Gli americani, con atteggiamento evidentemente, diciamo, credo sufficientemente indifferente, attraversarono la zona dei templi. Sulla sinistra vediamo questo passaggio. Come sappiamo, sbarcarono a Salerno, ci fu lo sbarco a via Generale Clark. Il generale Clark era praticamente appunto il comandante delle truppe americane. Ci fu questo attraversamento. Ebbero fortunatamente la imbeccata di risparmiare, di avere grande cautela rispetto alle rovine templari. E quindi siamo arrivati a questo punto della nostra storia, il 3 giugno 1969. Vediamo Mario Napoli, grande archeologo, il quale scrive: il sole declinava ad ovest mentre l'archeologo Mario Napoli appunto concludeva nella necropoli Tempa del Prete operazioni di scavo da lui stesso non ritenute di particolare interesse. Ma improvvisamente cosa successe? Mario Napoli scrive nel libro, che vi consiglio, insomma, anche se ormai introvabile: 1000 volte presenti non l'eravamo in quel preciso momento in cui, sollevata la lastra di apertura, la luce ormai declinante del sole inondava l'interno della tomba, improvvisamente vivificando dopo 2 millenni e mezzo di tenebre gli esaltanti affreschi della tomba del tuffatore, che vediamo in una ricostruzione iconografica alla sinistra. Il giovane greco di 2500 anni prima compare di nuovo sotto il cielo di Paestum. Lo stato di conservazione della tomba era perfetto, la tipologia e il tema delle pitture si rivelò essere nuovo almeno dal punto di vista filosofico, se non dal punto di vista figurativo, mai rinvenute prima. Tutte e 4 le pareti laterali più la lastra interna erano completamente affrescate, dettaglio mai riscontrato in precedenza in nessun'altra tomba. Fu un ritrovamento eccezionale. Personalmente, da dilettante assoluto che fa un altro mestiere, ritengo questa la tomba di epoca greco-romana etrusca più importante del mondo. Il mondo prese atto di questa scoperta incredibile e si cominciò a domandare che cosa rappresentasse questa tomba affrescata sui 5/6 delle sue pareti. Fu trovata una lekyutos, ossia un'anfora, e conteneva olio di oliva ad abbondanza. Quindi l'olio di oliva, i prodotti alimentari contenuti all'interno delle tombe spesso erano intatti nonostante la loro biodegradabilità, migliaia di anni, grazie alla cera. Vediamo la lekyutos sulla destra, molto simile rispetto a quella che fu trovata all'interno della tomba. C'era poi una polvere che è stata poi appunto studiata e si è compreso che in realtà era il guscio di una tartaruga, molto probabilmente una lira. Ecco perché abbiamo prima correlato la libagione, la lira di Apollo, e quindi questo percorso celebrativo che vedeva assieme questi elementi nel corso delle attività propiziatorie dei sacerdoti o delle cerimonie funebri. Sono stati poi trovati 2 beccucci di cosiddetti ariuballos, piccoli recipienti destinati a contenere unguenti. Cosa vediamo in maniera impareggiabile, incredibile e del tutto nuovo sulla copertura, sulla lastra interna? Un giovane si tuffa in uno specchio d'acqua secondo una perfetta diagonale a 45 gradi. Fu chiamata per questo la tomba del tuffatore. Il tuffo avviene da una specie di trampolino. 2 ulivi, ancora una volta gli ulivi, marcano una specie di confine.
Nella parete nord vediamo scene essenzialmente di amore omosessuale. Sulla destra ci sono 2 amanti, ci sono 13 armoniose figure d'uomo rappresentate su appunto dei clinai. Il cline era chiaramente, diciamo, appunto dei lettini su cui i greci appunto celebravano i loro convivi, variamente atteggiati. Mentre banchettano, 3 di loro sono intenti al cosiddetto gioco del cottabos. Ramoscelli di olivo, ancora una volta, pendono dai clinai. E questo non è un banchetto, questo è un simposio. E sappiamo che la parola simposio deriva da siune posis. Posis è una parola che a sua volta deriva dal verbo piomai greco, che significa bere. Questa è la parete nord, e il gioco del cottabos, era molto in voga in ambito greco-etrusco e consisteva nel colpire un piatto o un vaso con il vino rimasto sul fondo della coppa. Quindi vediamo questi 2 appunto commensali, conviviali, i quali appunto sono intenti nel gioco, e quindi niente. E vediamo mentre il terzo che è distratto dai due amanti sulla parte destra. È molto interessante verificare poi che appunto il primo commensale suona la lira ancora una volta e regge un uovo, altro prodotto alimentare. Il secondo a destra il flauto, mentre il compagno di cline canta. Sulla parete ovest c'è un'unica donna che vediamo appena visibile nella parte bassa, ed è una flautista, e precede un commensale nudo seguito da un altro. Entrambi recano ancora una volta una ghirlanda di ulivo. La figura nuda è ferma vicino ad un tavolo con altre ghirlande di ulivo. Quali sono le interpretazioni conclusive di enorme interesse, perché legano assieme culture millenarie, cibo, consuetudini, usi di uno dei posti, di una delle location più importanti della cultura mondiale. Possiamo parlare di connessione tra mondo etrusco, tra misteri sicuramente bacchi, corfico, eleusino e pitagorici, e agricoltura mediterranea. Ricordiamo che Pitagora nel 480 era presente, secondo Burckhardt e Rode, Burckhardt è stato forse il più grande studioso di Pitagora. Noi non sappiamo se Pitagora sia realmente esistito o no. Personalmente ritengo che sia esistito da quello che ho letto. Non dimentichiamoci che appunto Aristotele parlava dei oi calumenoi pitiucarogoi, cioè i cosiddetti pitagorici, mettendo in qualche modo semanticamente in dubbio l'esistenza stessa di Pitagora. Però sappiamo che Filolao, Pindaro ed Empedocle, che furono pressoché contemporanei, avevano avuto evidentemente a che fare con Pitagora tra Crotone, Metaponto e Pestum. Nel 480, anno in cui il nostro giovane Pestano era tornato alla luce, Pitagora era morto da una quindicina d'anni. Ora, che cosa ci dice la tomba del tuffatore? Perché si tuffa? Dove? Il convivio, il banchetto, che cosa sono? Sappiamo che non lontano da Pestum, Metaponto, Vibo Valentia, Crotone, culle della civiltà della Magna Grecia, sono stati appunto posti dove sono state trovate le cosiddette lamelle orfiche. Erano delle lamelle in oro che venivano collocate all'interno delle tombe, e che avrebbero dovuto accompagnare con una sorta di messaggio rivolto alle divinità ctonie il morto lungo il suo percorso. Furono diffuse in tutta la Magna Grecia, e la cosa molto importante che dovrebbe renderci orgogliosissimi come italiani è che mentre in Grecia le lamelle furono soltanto persefoniche, cioè le lamelle essenzialmente legate quindi all'ete, che significa, che deriva da lantano, che significa nascondersi, quelle della Magna Greca furono anche mnemosiniche, e furono solo magno-greche. Sappiamo che mnemosiniche perché? Perché per Pitagora conoscere era ricordare. Quindi era fondamentale per Pitagora che il defunto sostanzialmente ricordasse all'atto della morte, immergendosi nel lago di Mnemosine e non in quello di Persefone, recuperasse la vita precedente. Sappiamo che grazie a Pitagora la reincarnazione arrivò nell'Italia meridionale e nel mondo greco. Sappiamo anche che Pitagora non la ereditò
dagli egizi. Gli egizi non credevano nella reincarnazione. Ebbe probabilmente un'interfaccia con il mondo sumero-babilonese e probabilmente da lì ci furono delle confluenze legate ai Veda, quindi 5.000 anni avanti Cristo. E quindi occorreva immergersi nel lago di Mnemosine, come la lamella di Ipponion, secondo il messaggio tradotto da Pugliese Caratelli ci dice, più avanti troverai la fredda acqua che scorre dall'aso di Mnemosine, nil est in intellectu quid brius non furit in sensu, no? Come ci dice Platone, vi stanno custodi, ti chiederanno in sicuro discernimento perché mai esplori la tenebra dell'Ade. E tu devi bere l'acqua che viene dal lago di Mnemosine. Quindi il giovane Pestano si immergeva nell'acqua essenzialmente per recuperare la memoria delle vite passate ed essere pronto alla vita futura. L'importanza dell'ulivo all'interno della tomba fa risaltare ancora una volta il significato di alcuni prodotti della terra nel mondo greco: l'olio della Lekitos, gli alberi di ulivo, colonne d'Ercole della catarsi greca. Ecco perché nella tomba noi vediamo 2 alberi di ulivo, erano i confini del nuovo mondo, i ramoscelli e le ghirlande d'ulivo dei commensali. Il Plinio durante la sepoltura di Varrone, quindi parliamo di circa 450 anni dopo, parla di pitagorico modo in mirti et ore atque populi nigre follis, cioè 400 anni dopo ancora l'olio, le foglie di ulivo erano sacre. I 13 commensali festeggiano beati tra musica e canti. Io noto una cosa, la metto lì, Dan Brown Code, sono 13, guarda caso, no? Ci ricorda forse un'altra cena, è chiaramente uno scherzo, d'altro canto anche quello di Dan Brown fu uno scherzo, però erano 13. In particolare la flautista accompagna il commensale nudo verso l'Ade, mentre il giovane Pestano ha acquisito il ricordo delle vite passate bevendo dalla sorgente e ammesso al convivio. Il ruoto della flautista è ripreso da Platone nel Convivio, cioè la flautista ha probabilmente quando nel simposio il defunto ha raggiunto una condizione edenica ed è pronto per passare nella vita successiva, lui va via e un altro arriva. Ecco perché la flautista, unica donna, ma attenzione, con un ruolo fondamentale, la flautista sdogana i defunti verso chiaramente il mondo, l'afterlife. Il vino dei giocatori di Bottakos, l'uovo nella mano sinistra del Citarredo, offerta alle divinità ctonie, ma simbolo anche orfico pitagorico della rinascita. Nell'uovo c'è la nuova vita, quindi anche qui si ricorre ad un simbolo della terra e del mondo alimentare per poter parlare di una vita che rinasce. Il Dioniso Bacco steso sulla cline rappresenta in realtà un uomo che sorseggia il vino. E infatti Sciufos Sciutes, gli sciti, indicavano questo termine, lo scafo, la carena della nave, e loro erano incredibili bevitori di vino. Infatti il termine piutiulos è stato spesso assunto nella letteratura greca a significare il gesto del bevitore, in realtà significa battere dei remi del vogatore, e quindi c'è questa sorta di correlazione tra questa sorta di allegoria. Il gorgoglio della coppa ti porterà lontano dalla presente malinconia e dallo stato d'animo. Quindi, concludo, dopo 2500 anni, il giovane atleta di Paestum ha di nuovo guardato il cielo stellato tra le vigne e gli ulivi della macchia mediterranea e conclude la lamella di Ipponion, come tradotto da Pugliese Carratelli: io sono figlio della terra e del cielo stellato. Concludo recitando questa poesia di Alceo, bellissima: non pensiamo ai morti quando la vita è fiore. Giove manda le pene che ci rodono il cuore e fuori impazza un vento del nord. Giovane Dio, beviamo il dolce vino, Melanippo e l'oblio. Vi ringrazio per avermi sopportato. Spero che mi sentiate. Renato, fammi un segno se mi senti. Sì, allora grazie Renato per questa stupenda chiusura, questa splendida chiusura di Healthy Living 2021 con questa tua ultima relazione. L'avevi aperto 12 conversazioni fa e lo chiudi oggi. Quindi permettetemi in chiusura di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, gli chef, i vignaiuoli, i medici che hanno guidato ogni singola conversazione, rendendo ogni singola conversazione estremamente interessante. Permettetemi di ringraziare anche il Museo della Città di Rovereto nella figura del suo presidente
Giovanni Laezza, che ci ha ospitato anche questi in apertura e in chiusura, Venice Promex, che è stato il backup di tutto Healthy Living, nelle figure naturalmente del suo direttore generale Gonzato e di Alessia Rigato, e dello staff tecnico a partire dal regista Loris, fondamentali per garantire dal punto di vista tecnico la fruibilità di queste conversazioni. Ringrazio chiaramente Sarino Rizzuto, il rettore della mia università, che ci ha messo a disposizione la pagina YouTube per trasmettere queste conversazioni, e ringrazio nuovamente l'ingegner Benintendi, che da Londra ci ha deliziato sciorinandoci tutta la sua cultura classica e guidandoci appunto nel mondo greco-romano, e quanto in questo mondo l'alimentazione, il bere e il mangiare abbiano avuto un significato assolutamente importante. Prima di chiudere vi ricordo che le conversazioni, le ricette presentate dai singoli chef e i vini suggeriti dai vignaioli per accompagnare le diverse ricette saranno raccolte in un libro che vedrà le stampe nei prossimi mesi. E la vendita di questo libro naturalmente andrà a sovvenzionare la ricerca di LifeLab, un laboratorio di medicina rigenerativa. Quindi, ringraziando nuovamente tutti, vi dico attenzione, perché torneremo l'anno prossimo con Healthy Living 2022. Buonasera a tutti.